Il secondo utile per mettere la palla. Bello! Dai Miki, dai! Miki! Bravissima Miki! Brava, vai! Cosa ha fatto Michele? Chiudila, chiudi Miki, chiudi! Cambia! Qua! Parti! Dai! Tira di prima! Sali Moni! Dimostrava che Vai Marche, salta! Dai giù la palla, brava Giulia, brava! Sì! Bello! Dai Marche! Oh, io poi! Scusa, Nata, ricordo un tuo fallo su di me così. Vai! Senza prospettive. Cani. Vai Chiara! Tira! Vai! Ancora là! Convinta, Franz! Bello! Bello! Non scappare, Gaia! Sola! Velo o non velo? Ah, devi rientrare, l'hai persa! Eccola! Per guida ai campionati siamo con Margherita e Oliana. Margherita, oggi 2-0 sul Nettuno Venezia Lido. Sì, dai, la squadra ha giocato benissimo, abbiamo fatto un gran possesso di palla, alcune azioni potevamo concluderle meglio, però va bene così, dai. Tu sei under 17 nazionale. Sì, oggi mi sembra di aver giocato meglio delle altre partite, l'ansia è andata via delle prime partite di campionato e spero di continuare così. Domenica prossima Perugia. Trasferta lunga, speriamo di fare vincere anche la sesta giornata e dai, speriamo. Ringraziamo Margherita e Oliana. Ciao, grazie. Siamo con Tommasi Marco, dirigente del Nettuno Venezia Lido. Sì. Come è andata secondo te oggi la partita, anche se su 6 partite avete fatto 0 punti? Oggi contro la prima era dura, lo sapevamo. Abbiamo cercato di impostare una partita difensiva basata sulle coperture e mantenere
8 giocatrici sotto la linea della palla. Veniamo un po' da una serie di infortuni continui, non riusciamo ad avere un 11 insomma, titolare su cui lavorare, quindi le posizioni sono un po' da rivedere, però ho visto grande volontà nelle mie giocatrici e appunto dopo partita gli ho fatto i complimenti. Domenica prossima? Domenica prossima dobbiamo sbloccare questo 0 in classifica che ormai inizia a starci fuori. Ringraziamo il dirigente Tommaso. Grazie a voi.